Uno spazio verde che vuole essere anche uno spazio per la comunità. Siamo a Portogruaro, qui c'è la Palazzina Liberty, sede della Vegal, della conferenza dei sindaci. Questo spazio, che era il giardino della Palazzina, è diventato un parco a favore della comunità di Portogruaro, grazie a un progetto che ha visto protagonisti il Vegal attraverso l'iniziativa Interreg Italia-Slovenia Poseidone e ovviamente anche il comune di Portogruaro. Sono state messe a dimora delle nuove senze, degli alberi, realizzati dei vialetti pedonali, sono state posizionate anche delle opere d'arte, perché questo vuole essere non solo un parco ma anche uno spazio, una sorta di museo all'aperto, ed inoltre è stata posizionata anche una panchina rossa per testimoniare la vicinanza della comunità in un luogo così importante a un tema così importante qual è quello del contrasto alla violenza di genere. Ma sentiamo le interviste raccolte in occasione dell'inaugurazione. La panchina rossa qui è veramente un segno di grande vicinanza alle donne che soffrono, che hanno perso la vita, alcune purtroppo, anche chi comunque soffre di vessazioni, e quindi questa è una grande dimostrazione che la città vuole dare e continueremo a darlo, e ogni volta che passeremo di qui vedremo questa panchina e ci ricorderemo di loro. È stato un momento anche di convivialità, perché di vicinanza con le strutture bellissime, artistiche, che sono state donate e offerte da due artisti molto importanti dopo una grande selezione, poi un'area verde riqualificata in un ambiente degradato allora, che adesso un po' alla volta viene restituito alla città, in grande tranquillità, in grande bellezza, in grande salute soprattutto. Abbiamo bonificato con il capping tutte le aree da bonificare, è stato pulita i due grandi capannoni, adesso dobbiamo finire per mettere in sicurezza dei due capannoni, sotto i quali ci sarà un grande spazio aperto, una piazza aperta però coperta, che ci permetterà di fare e programmare degli eventi con sicurezza vicino alla stazione, vicino agli autobus, e quindi anche fruibili da persone che vorranno venire qui a trovarci da lontano. Sicuramente è un intervento che qualifica ulteriormente questo quadrante della città, un quadrante che ha visto grandi altre opere, attendiamo anche la Perfosfatti che venga completata l'opera di recupero. Questo è un piccolo tassello che però è da subito utilizzabile. Abbiamo avuto la fortuna anche, oltre al progetto Poseidone Interreg, di unire il PSL Arte, così abbiamo anche inserito due opere d'arte a mio avviso di buona qualità, di artisti internazionali che valorizzano ulteriormente l'area. Qui, con una serie di piante autoctone, con le essenze messe a dimora, avete alimentato anche la biodiversità. Assolutamente sì, soprattutto con la rosa moceniga, di cui tra l'altro stiamo accompagnando un progetto con il comune di Fossalta di Portogruaro, che ha una testimonianza importantissima del parco di Avisopoli, e che riprende e testimonia una essenza storica qui riportata dal dottor Zigliotto, che ha progettato e ha voluto valorizzarne proprio questa specie, oltre alle altre chiaramente, però questa in modo particolare.